Buongiorno in diretta con Focus TG. Un colpo grosso delle fiamme gialle a Vicenza, sequestrati 31 kg di hashish, esplosivi, un taser, un arresto. Andiamo in diretta da Federico Fusetti con Simone Squarcina. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno, siamo davanti alla caserma del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, io e Simone Squarcina, per raccontarvi appunto di questa operazione che ha visto poi alla fine, partendo da oltre 30 kg di hashish, spuntare anche degli esplosivi e un taser, che sono quelle pistole elettriche in dotazione a molti corpi di forze dell'ordine del nostro Veneto, e non solo naturalmente. La cosa curiosa un po' che mi ha colpito è che tutto è partito durante la notte lungo la superstrada pedemontana veneta. Perché? Perché i finanzieri hanno notato due macchine di grossa cilindrata che viaggiavano molto veloci e attaccate tra loro, vicinissime. Quindi hanno capito che insomma c'era qualcosa di strano, come se stessero trasportando qualcosa in velocità e cercando di appunto sfuggire magari ai controlli, ed è per questo che li hanno fermati. Poi da lì si è sviluppata l'operazione, è intervenuta anche la procura ovviamente con delle perquisizioni, e insomma diciamo che il bilancio è abbastanza importante. Altra nota è che le 3 persone coinvolte, una delle quali arrestata, come hai detto direttore, hanno tutti tra i 25 e i 30 anni, quindi anche molto giovani, uno di loro albanese, uno è italiano di seconda generazione, ma insomma più l'età quasi ecco, colpisce più ancora che la nazionalità. Noi insomma, per avere un po' più di dettagli, abbiamo sentito il maggiore Federico Ponzio che appunto lavora qui al comando, e poi insomma naturalmente lo sentiremo nelle prossime edizioni dei nostri TG. Intanto ecco, ti abbiamo un po' riassunto quello che è accaduto con il bilancio che è di un arresto, come ho detto, di una denuncia, di una segnalazione alla prefettura, e questi 31 kg di hashish che sul mercato, ci diceva il maggiore, avrebbero fruttato una cifra enorme, oltre i 100.000 euro, ed erano sicuramente destinati alle piazze di spaccio delle nostre città. Per il momento è tutto, direttore, anzi no. Ah ecco, abbiamo l'intervista. Allora, maggiore Federico Ponzio della Guardia di Finanza di Vicenza, e la linea poi torna a voi. Maggiore, un'operazione che vi ha visto sequestrare droga, armi, anche esplosivi, insomma, com'è nata? Allora, la Guardia di Finanza, il gruppo di Vicenza, ha intensificato la propria attività di controllo economico del territorio. Nell'ambito di tale attività sono state individuate 2 autovetture che procedevano lungo la strada pedemontana veneta all'altezza del casello di Valdastico in maniera speculare, a breve distanza l'una dall'altra. Per tale motivo è stato deciso di sottoporle a controllo, e i militari nel bagagliaio di una di esse hanno individuato sostanza stupefacente per complessivi circa 30 kg. Successivamente l'attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche all'abitazione delle persone fisiche, e in tale contesto sono state rinvenute a casa di uno dei soggetti fermati, che conduceva l'autovettura che precedeva, 2 manufatti artigianali di esplodenti e una pistola a impulsi elettrica comunemente chiamata taser. All'esito dell'attività il soggetto che trasportava la sostanza stupefacente è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Vicenza, mentre il secondo soggetto è stato denunciato a piede libero alla procura di Vicenza. Droga che pensate potesse essere destinata anche alle piazze, insomma, del Veneto? Assolutamente sì, noi ipotizziamo che tale sostanza stupefacente fosse destinata principalmente alle piazze dell'Alto Vicentino. Panni di cronista ecco, invece siamo sportivo. Tornati per chiederti, direttore, se qualche domanda. Rimettiti i panni di cronista sportivo, che faccio vedere la foto di una campionessa, medaglia d'argento agli assoluti a Roma, mi metti in ed è imbarazzo. Carlotta Fusetti. Complimenti al papà, che praticamente, non so se sei tu l'allenatore, ma comunque sei tu che gestisci Carlotta Fusetti, i suoi impegni e quelli di altre 3 figlie che hanno ottenuto grandi risultati nella scherma. Grazie direttore, non hanno preso tutto dalla mamma, questo è poco ma sicuro, questo è l'unico dato di fatto.
Senti, altri appuntamenti per Carlotta, facciamo una parentesi sportiva, così Guarda, lasciamo perdere la cronaca nera per un attimo. Dunque Carlotta grazie. Carlotta parteciperà, sembra, ai Giochi del Mediterraneo adesso in agosto. La parte più importante delle gare è terminata. Vittoria, tra l'altro, che è una delle gemelle più piccole, ha vinto il campionato italiano cadetti Under 17 proprio 2 giorni fa. E poi la cosa carina è che quest'estate andranno tutte in America per 2 settimane ad allenarsi in un club di Washington, quindi un'esperienza di vita oltre che sportiva molto, molto interessante. Federico, complimenti a te e salutaci le tue figlie. Grazie Federico Fusetti, grazie la parte infinite. Tecnica di Simone Squarcina. Adesso ripiombiamo nella cronaca nera, perché a Colceresa è stata trovata morta una 92enne nel cortile della sua abitazione. Ovviamente si sta indagando sulle cause. Andiamo in diretta da Nancy Galdi con Andrea Benetti, il nostro operatore. A te, Nancy. Sì, buongiorno direttore, da Colceresa sono qui con il sindaco Enrico Costa. Ecco, sì, come dicevi tu, proprio qui a Molvena martedì pomeriggio è stata trovata una donna anziana di 92 anni morta all'esterno della sua abitazione, riversa in un lago di sangue. Sul posto i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È giallo sulle cause. Non si esclude una morte per cause naturali, tuttavia la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto, e il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Dunque, Sindaco, lei cosa sa dirci su questa terribile vicenda? Intanto esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono delle indagini in corso, spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito il caso. Ecco, un grande dolore per tutta la comunità. Sicuramente sì, ripeto, siamo in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti, e quindi è chiaro che in qualche maniera, anche se non è un parente o un familiare, c'è sempre un rapporto di conoscenza reciproca che poi dispiace. Lei che conosceva il nucleo, si dice appunto che la donna soffrisse già di una grave patologia. Ne sa qualcosa? No, in realtà questioni sanitarie non era a conoscenza, però sicuramente se aveva delle patologie pregresse, aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto, le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, anche per le forze dell'ordine. Ecco, si attendono ora gli esiti dell'autopsia per chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Per ora da Colceresa, direttore, è tutto, restituisco la linea. Grazie molte a Nancy Galdi e Andrea Benetti. Ricorderete Eleonora Bottaro, la ragazza che morì di leucemia per avere rifiutato la chemio. La mamma ha fatto la stessa fine perché non ha voluto cure anticancro e ha perso la vita. Andiamo da Valentina Visentin con Sandro Ponchio. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Padova, una vicenda che 10 anni fa fece molto scalpore e che divise l'opinione pubblica, la storia di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, che a 17 anni si ammalò di leucemia e morì nell'agosto del 2016. I genitori rifiutarono di sottoporla alla chemio e radioterapia, nonostante per i medici ci fosse l'80% delle possibilità di guarigione proprio affrontando questa terapia. I genitori infatti
infatti erano e sono tutt'oggi sostenitori del metodo Hammer, il medico tedesco radiato dall'albo, convinto che ogni tumore fosse dovuto ad un conflitto psicologico e che quindi andasse curato con vitamina C e psicoterapia. La ragazza morì nell'agosto del 2016, 10 anni dopo è mancata la mamma Rita Benini, anche lei per una forma di tumore che le era stata diagnosticata. La donna si era sottoposta ad un intervento chirurgico, ma poi, come era accaduto per la figlia, si era rifiutata di sostenere qualsiasi tipo di chemio o radioterapia e si è spenta in casa. Insieme al marito, Rita Benini era stata condannata nel 2023 in Cassazione a 2 anni di reclusione con la condizionale per omicidio colposo della figlia Eleonora, appunto, a cui avevano rifiutato le cure per la leucemia. I genitori si erano sempre difesi sostenendo di aver rispettato la volontà della ragazza, ma ci fu una lunga vicenda giudiziaria che segnò ulteriormente questa famiglia colpita nel corso degli anni da numerosi lutti. Nel 2013 infatti era mancato il figlio più grande a seguito di un aneurisma e poi la malattia di Eleonora. Secondo i genitori la ragazza si era proprio malata a seguito di questo grande dolore per la perdita del fratello, e così è stato anche per mamma Rita, che sempre secondo la famiglia si è ammalata dopo il dolore di Eleonora e della lunga vicenda giudiziaria che ha segnato questa famiglia. I funerali di Rita Benini si celebreranno lunedì a Bagnoli di Sopra. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentina e Sandro Ponchio da Padova. Vediamo un'altra vicenda di cui si stanno occupando i giornali. Il piccolo Gabriele ucciso dalla malattia a 6 anni, mamma e papà, era il nostro supereroe, un generatore d'amore, è accaduto a Maniago. E oggi, sempre per la cronaca nera, l'autopsia a Marius Adrian Dorobantu, vittima dell'omicidio di Porcia. Gli ultimi aggiornamenti con Esmeralda Dalla Longa. A te la linea, Esmeralda. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in collegamento da Porcia, alle mie spalle la villetta di via Zuccolo dove è stata consumata la tragedia che ha portato alla morte di Marius Adrian Dorobantu, il 59enne che è stato ucciso all'interno proprio di questa villetta. Ricordiamo che tra pochi minuti alle 12:30 ci sarà l'autopsia del corpo, la pratica affidata dalla procura al medico legale Antonello Cirnelli, che è stata preceduta da una TAC, total body, avvenuta nelle scorse ore. L'autopsia sarà in grado di fare chiarezza sulla causa del decesso, sulle lesioni che erano state trovate sul corpo della vittima e fare chiarezza anche sulla dinamica della situazione. Proprio nella giornata di ieri in mattinata è stato svolto un sopralluogo qui alla villetta da parte della polizia scientifica, insieme anche a tutti e tre gli avvocati, Francesco Sinigoi e Giorgio Mazzuccato per Fabrizio Barberini e Laura Presotta, avvocato che tutela la famiglia, i familiari di Dorobantu, della vittima. Tra le novità emerse, in particolare è stata determinante la scoperta di un dispositivo GPS nel bagagliaio della donna, che gli investigatori considerano la vera e propria miccia che ha fatto scatenare il tutto, perché è proprio dalla scoperta da parte di Andra, dell'ex compagna di Barberini, di questo GPS all'interno del bagagliaio dell'auto che la donna avrebbe minacciato appunto Barberini di denunciarlo in seguito a un gesto del genere. Un'affermazione che ha fatto scatenare la lite tra i due. Barberini infatti ha aggredito verbalmente la compagna, prima insultandola e dopo anche fisicamente. È da lì che il padre Marius si sarebbe messo in mezzo ai due proprio per proteggere la figlia. Infatti poi da lì nasce un'altra
un altro affronto violento da parte di Barberini nei confronti dell'ex suocero che lo minaccia di morte, e successivamente, quando Andra si rifugia in bagno, arriva proprio uno dei figli a chiamarla per comunicarle che cosa stava succedendo all'interno della casa, più precisamente in salotto, ed era una situazione sconvolgente. Barberini ha colpito ripetutamente per almeno 2 volte alle spalle, alla testa, con una bottiglia l'ex suocero, il 59enne Marius, che tenta una disperata reazione per fermarlo, ma viene ripetutamente colpito. La figlia Andra, che si mette in mezzo per cercare di calmare la situazione, anch'ella viene colpita nonostante stesse indossando un asciugamano alla testa in seguito ad essersi lavata i capelli. Nel frattempo l'ex suocero Marius Dorobantu scappa in giardino per cercare aiuto, ma ha vita breve, perché proprio quando attraversa il vialetto si accascia a terra esanime e non si risveglierà più, appunto. Il colpo che gli era stato dato da Barberini è stato fatale. È un quadro drammatico al quale però la difesa di Barberini cerca di opporre una versione differente. Infatti l'indagato sostiene di aver agito per difendersi dall'aggressione del suocero, e riguardo appunto al GPS trovato nell'auto, lo stesso Barberini afferma che era stato posizionato per proteggere i figli da eventuali furti, da eventuali minacce esterne, e non per un motivo di controllo. Questo è quanto. Poi saranno le ulteriori indagini, sarà anche l'esito dell'autopsia a chiarire al meglio la dinamica della situazione. Questo è quanto emerso dal sopralluogo e anche dal racconto, appunto, degli avvocati. Per il momento da Porcia è tutto. Seguiranno aggiornamenti nel servizio di questa sera al telegiornale di Pordenone. Grazie Smeralda Dalla Longa e Michele Zanette della nostra redazione di Pordenone. Vediamo una notizia che volevo attaccare a questa vicenda. A Peschiera del Garda investe con un'auto rubata il progettista e lo minaccia, poi fa esplodere la palazzina che stavano costruendo in carcere un imprenditore. Andiamo avanti con l'omicidio di via Castelmenardo. Ade e Ozuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in cella nel carcere di Santa Bona a Treviso. Li vediamo che girano con un telefonino un video tra risate e battute. L'abbiamo data noi in esclusiva ieri, notizia poi ripresa da tutti i giornali. On gang. Sono Ade e Ozuna che in cella pensano bene di riprendersi assieme ad altri detenuti. Selfie, video e risate. Loro però sono in carcere con l'accusa di aver ucciso Francesco Favaretto, il 22enne picchiato a sangue, accoltellato e colpito con cocci di bottiglia. Il delitto si era consumato in via Castelmenardo il 12 dicembre 2024. Sulla loro testa pendono accuse gravissime: omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. In queste immagini scherzano, ma soprattutto utilizzano illegalmente un telefonino all'interno della cella. Foto e video che poi finiscono direttamente nei social, in profili pubblici, facendo indignare i cittadini ma soprattutto gli amici della vittima. L'euforia dei 2 imputati, Ade 20 anni difeso dall'avvocato Fabio Crea e Ozuna 19 dall'avvocato Mauro Serpico, contrasta con quanto aveva espresso pubblicamente nell'ultima udienza il padre del 20enne, che si era detto addolorato ed aveva chiesto perdono ai familiari della vittima. Inshallah. Libertà per i miei fratelli, no capo. No capo, GTC. Free, Ciaca Loco, mio fratello sta per uscire adesso. Libera mio fratello. La persona che ha segnalato il filmato alla nostra redazione si è detta arrabbiata e sconcertata. Francesco è stato ucciso, ci dice, e loro fanno come se non fosse accaduto nulla, anzi sono addirittura felici. Francesco ucciso 2 volte.
A questo si aggiunge la questione legale. In celle i detenuti non possono avere nessun dispositivo, men che meno un telefonino. Una vicenda che sicuramente susciterà polemiche. Il motivo del festino all'interno della cella era che uno degli amici detenuti usciva dal carcere. Probabilmente sarà avviata un'indagine per capire chi ha portato e consegnato ai detenuti il telefonino e soprattutto dove li tengono in cella. Per ora rimane lo sdegno e la rabbia di vedere che 2 ragazzini in carcere per un reato tanto grave non hanno raggiunto nessuna consapevolezza. Servizio esclusivo di Daniela Sizzia e adesso continuiamo a parlare della vicenda di Enego, una vicenda inquietante con una pista mafiosa che si è indebolita perché si pensava all'inizio fosse stata la Camorra a fare un attentato incendiario nei confronti di un giovane giornalista del luogo e invece prevale adesso la pista dei veleni del paese. Vediamo. La pista dei veleni in paese sta soppiantando l'ipotesi della matrice mafiosa dietro l'attentato incendiario alla casa di Adriano Cappellari, giornalista di Enego, avvenuta sabato sera. Quest'ultima era stata la prima traccia seguita, visto il legame che il giovane cronista ha con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che tra l'altro giovedì sera sarà a Bassano. E letta la lettera minatoria arrivata contestualmente all'esplosione delle bombole di gas davanti al cancello, in cui venivano nominati, oltre a Cappellari, anche la premier Meloni e appunto Don Maurizio. Tra l'altro Cappellari era già stato raggiunto da altre lettere minatorie apparentemente legate al suo lavoro per il quotidiano online altopianese. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, a salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. La minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi è qualcosa di per forza interno che non riesco a collegare assolutamente. C'è da aver paura? Sabato quando sono sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose, perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente i miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale. Così come esclude qualsiasi legame con la vicenda approdata a Report legata a manovre poco chiare che avrebbe compiuto l'ex sindaco Boscardin. Quella storia lì sì ha creato clamore, giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse. Però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco, e escludo che loro abbiano fatto questa cosa. Enego, paese di veleni e misteri, e la mente non può non correre a quel tragico 17 novembre 2005, quando nella loro abitazione vennero massacrati 2 anziani coniugi Miola, un delitto rimasto a oggi impunito. Mi faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra, io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri insomma, ecco. Misteri che i carabinieri stanno cercando di risolvere, a cominciare dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che riprende l'inquietante soggetto che sabato sera si è avvicinato alla casa di Cappellari e ha appiccato il fuoco. Sgomento ovviamente in paese, tutti si chiedono chi abbia potuto attentare al giovane giornalista, e prevale anche la tesi di chi dice potrebbe esserci uno squilibrato in circolazione. Sentiamo anche il sindaco di Enego. Se si parla di veleni interni alla nostra comunità, sicuramente sono da parte di una minoranza della comunità stessa, questo ci tengo a dirlo. È sicuramente una persona squilibrata, una persona che arriva a fare questi gesti. Una persona squilibrata che gira per il paese e che sta preoccupando anche il sindaco di Enego, Marco Frison, dopo l'attentato incendiario alla casa del giornalista Adriano Cappellari. Fa paura perché questa persona risultava essere anche armata e passeggiava per le strade del nostro paese, purtroppo alle 11:30 di sera di un sabato sera di giugno. Però tutto sta al centro della comunità. Se noi vediamo delle persone sospette fare movimenti sospetti, se abbiamo sentito una persona che non ha coraggio di parlare con le autorità ma ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, invitiamola a parlare con i carabinieri, perché trovarla
è una priorità per tutto il Paese. Lei è preoccupato? In parte sono preoccupato per altri gesti contro Adriano che potrebbero essere pericolosi per lui, ma per la sua famiglia e per tutta la nostra comunità e i vicini, ma anche a sapere solo che ci potrebbe essere una persona che è pronta a fare questi gesti. E anche a Enego è forte la convinzione che l'autore sia una persona del paese. Ce lo confermano alcuni residenti che però ci hanno parlato fuori dalla telecamera. Chi abbiamo sentito fatica a capire il perché di questo astio nei confronti del giovane cronista. Non lo so, sinceramente mi sembra assurda una cosa di questo tipo qui, ecco. Se si arriva a questi livelli qui effettivamente siamo bassi. Sono molto dispiaciuto perché credo che come immagine e anche come ferita al ragazzo sia una cosa grave, però sinceramente non ho neanche un'idea che possa succedere una cosa del genere. Sicuramente qualcosa c'è, sicuramente dà fastidio, ecco, sicuramente. Servizio di Vanessa Banzato, in regia oggi Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Andiamo avanti con la festa dei Carabinieri, il bilancio presentato dall'Arma, dal generale Acquiglio in occasione della festa. Nel bilancio emerge l'aumento degli episodi di violenza, delle truffe, soprattutto ai danni degli anziani, e il ricorso più frequente ai provvedimenti di prevenzione per garantire la sicurezza nella provincia di Venezia. E sentiamo in diretta Anna Maria Parisi. 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, in compagnia con il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, il generale Marco D'Aquino. Buongiorno generale. Buongiorno a voi. Il punto oggi in questa bellissima sede, siamo nel chiostro di San Zaccaria a Venezia, sul bilancio di un anno anche di insomma, quello che è stato la vostra attività su Venezia e la terraferma, partendo dalle truffe agli anziani ma anche rissi e aggressioni, e con un focus che si avrà nel pomeriggio in prefettura per quanto riguarda i fatti di Jesolo. Con cosa partiamo, generale? Ma guardi, come sempre quando si arriva a questo momento di celebrare l'annuale della fondazione si traccia anche un bilancio, e questo bilancio possiamo dire che è stato fatto tantissimo in tema di prevenzione, anche con un rapporto sinergico con le altre forze di polizia attraverso il tavolo del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, sul fronte della repressione attraverso anche un coordinamento sempre più attento della Procura della Repubblica, ma soprattutto abbiamo fatto uno sforzo in più e un impegno maggiore per cercare di dare una presenza sempre più capillare sul territorio. Proteggere significa esserci. Quindi abbiamo lavorato molto per dare alle nostre stazioni la forza necessaria per potersi proiettare sempre di più sul territorio, in collegamento con le radiomobili che sono riuscite a dare sempre una maggiore proiezione, e il tutto con un nucleo investigativo che è stato ulteriormente potenziato sia dal punto di vista della componente cyber e sia dal punto di vista della capacità di acquisizione informativa. Ecco, a tal proposito si diceva i fatti di Jesolo. Oggi pomeriggio alle 17 il punto in prefettura per quanto riguarda anche le misure da prendersi nei confronti di questi 3 minorenni identificati. Ripetiamo, 2 del veneziano e 1 del trevigiano di Montebelluna. Stiamo lavorando per l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti. Oggi ci sarà questa riunione del tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, sarà quella la sede dove si deciderà cosa fare e quali strumenti ulteriori mettere sul terreno. Truffe agli anziani sempre di più e comunque sempre più presente nel territorio, con anche sventati diversi tentativi di truffa, in particolare a Mestre, Burano e nelle isole. Un reato terribile, un reato veramente brutto, però c'è da dire che la risposta è sempre maggiore. Questo anche perché tutte le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto presso i centri di aggregazione, soprattutto degli anziani, ma anche l'attività fatta con voi, con gli organi di informazione,
ha portato una coscienza sempre maggiore, una conoscenza maggiore del problema, e molto spesso ci arrivano le chiamate delle vittime che ci segnalano la presunta truffa, e questo ci consente di intervenire e di assicurare alla giustizia gli autori. Ecco, per concludere, generale Aquino, anche il punto su quella che è stata un'attività molto forte, presente e devo dire anche vivace dal punto di vista della cronaca per quanto riguarda la faida a Venezia tra componenti della comunità tunisina per la spartizione del territorio per poi la cessione della droga. Sì, quello è stato un momento di criticità tra questi due gruppi che si è riverberato inevitabilmente sulla sicurezza sia percepita che reale della laguna, ma siamo intervenuti prontamente, noi e la Polizia di Stato, con anche qui un coordinamento molto attento, molto preciso della Procura, che ha emesso immediatamente, grazie anche al GIP, ha emesso immediatamente gli ordini di custodia cautelare, e siamo riusciti a sfiammare quello che poteva essere un'escalation criminale. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso torniamo alla violenza dilagante, lo dimostra anche il fatto che molto spesso siamo costretti a raccontare di risse, di aggressioni. Una rissa e una lite scoppiata davanti a un bar questa mattina a Ponte della Priula. Siamo nel Trevigiano. Andiamo in diretta da Francesca Bozza. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa insieme a Nicoletta Rizzetto, fuori dalla caserma dei Carabinieri di Treviso, dove sono stati resi noti alcuni dati in vista delle celebrazioni domani per il 212° anniversario dell'Arma, e come dicevi tu in questa occasione sono stati dati anche degli aggiornamenti per 2 episodi di cronaca. Il primo proprio quanto accaduto questa mattina intorno alle 9:15 all'esterno di un bar a Ponte della Priula. Siamo dunque in comune di Susegana, una lite scoppiata tra 2 persone. All'arrivo altri 2 avventori sono poi intervenuti per separare i 2 litiganti. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato solo uno dei 2 protagonisti di questa lite, un cittadino marocchino di 29 anni trovato in possesso di un coltello da cucina, e per questo denunciato per possesso di arma bianca. L'altra persona coinvolta nella lite invece non è stata trovata. I carabinieri nei controlli successivi hanno poi rinvenuto alcune dosi di hashish vicino ad un monopattino. Le indagini ora continuano per capire se questa sostanza stupefacente sia collegabile appunto al cittadino marocchino denunciato. Altro episodio di cronaca che avevamo raccontato nei nostri telegiornali è quello che è accaduto sabato sera in centro a Treviso, in Riviera Santa Margherita, quindi rientriamo nel quadrante della zona rossa, quando una ragazza di 27 anni era scesa in passeggiata con il suo cane ed era stata circondata da un gruppo di persone, di uomini ubriachi che l'avevano molestata con apprezzamenti anche a sfondo sessuale molto pesanti, frasi indicibili. La ragazza, spaventatissima, era stata poi prontamente e fortunatamente soccorsa da un passante che aveva finto di conoscerla e l'aveva accompagnata a casa. Erano scattate le indagini e i carabinieri sono riusciti a identificare 3 cittadini egiziani, un 29enne, un 22enne e un 24enne. Quest'ultimo è già stato arrestato poche ore fa dalla polizia per un episodio simile accaduto in via Roma, e dunque siamo sempre in zona rossa, quando l'uomo aveva avvicinato 3 ragazze, le aveva anche in questo caso aveva usato delle parole pesanti, apprezzamenti molto pesanti nei loro confronti, e a quel punto era poi scattata anche l'aggressione con dello spray al peperoncino spruzzato proprio contro il viso delle 3 giovani. Per quell'occasione era stato appunto arrestato, ma l'uomo era già in possesso di un provvedimento, il cosiddetto Dacour, e quindi alla luce di quest'ultimo episodio, di quest'ultima denuncia proprio per violenza privata insieme agli altri 2 egiziani, gli altri 2 connazionali, nei suoi confronti verrà avviato l'iter per l'allontanamento dal territorio nazionale. Questi sono i 2 aggiornamenti. Come detto, ci sono stati poi forniti i dati relativi al
agli ultimi 12 mesi di attività dei Carabinieri. Vi do un accenno velocissimo per quanto riguarda due temi che sono particolarmente sensibili. Parliamo dei furti, con 636 furti di cui sono stati identificati i responsabili, da qui l'appello a denunciare ai cittadini, denunciare furti, perché il lavoro delle forze dell'ordine va proprio in quella direzione di identificare e prevenire quindi altri episodi. E poi quello del codice rosso, tutti quei fenomeni quindi di maltrattamenti e violenza nei confronti delle donne. Anche in questo caso è importante il lavoro, perché sono stati 366 gli episodi scoperti e 132 le misure cautelari emesse, e dunque insomma un importante lavoro da parte dei Carabinieri. Poi vi forniremo questa sera maggiori dettagli su quelli che sono i dati in vista proprio delle celebrazioni di domani, che si svolgeranno qui, quindi non nelle piazze cittadine ma qui, per riaprire ai cittadini questo meraviglioso palazzo dove viene ospitato il Comando Provinciale dei Carabinieri. Siamo in via Cornarotta, nel cuore di Treviso. E da Treviso con Nicoletta Rizzetto è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Francesca Bozza, Nicoletta Rizzetto, e andiamo a Belluno per i nuovi sviluppi nell'inchiesta sul violento pestaggio avvenuto nel centro della città ai danni di un cittadino egiziano. Sono stati identificati 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni, bellunesi, provenienti da famiglie conosciute e inserite nella comunità. Tra gli indagati anche il figlio dell'assessore comunale ai servizi sociali. Non arrivano da contesti degradati, non sono volti già noti alle forze dell'ordine, non sono ragazzi cresciuti ai margini. Le nuove informazioni sull'aggressione avvenuta nel centro di Belluno raccontano invece una realtà diversa e per certi versi ancora più difficile da comprendere. I 6 giovani individuati dagli investigatori sono tutti bellunesi, cresciuti in famiglie conosciute e inserite nel tessuto sociale del territorio. Tra loro anche Luca, il figlio 19enne dell'assessore ai servizi sociali del capoluogo Marco Dal Ponte. Una vicenda che scuote la città non solo per la brutalità del pestaggio ai danni di un cittadino egiziano, 46 anni, che solo per un caso non ha riportato lesioni gravi, ma anche per il profilo dei presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in superiorità numerica contro un uomo solo, un'aggressione ripresa con un telefono cellulare poi fatta circolare attraverso le chat, trasformando la violenza in uno spettacolo da condividere. Sono immagini terribili che non avrei mai voluto vedere. Immagini che non fanno piacere a nessuno vedere, immagini soprattutto quando ci sono il coinvolgimento di giovani. Le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo alla ricostruzione dei fatti. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 17 e i 20 anni. Per tutti vale naturalmente la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ma sul piano amministrativo il questore della Rocca ha già annunciato il DASPO urbano, mentre il procedimento giudiziario seguirà percorsi differenti per maggiorenni e minorenni. Molteplici gli interrogativi, specie oggi che l'identità del branco, al di là dei nomi e dei cognomi, è nota. Dov'è che si è smarrito il senso del limite? Queste cose credo non siano prevedibili e sono i 6 di questi ragazzi, quindi vanno a toccare tutta una serie di famiglie, non focalizzerei una persona soltanto. La situazione sicuramente è di attenzione. La città comunque, posso dire, è una città sicura. Come amministrazione comunque abbiamo in atto tra tavoli e progetti più di una ventina di progetti che vanno a toccare queste tematiche, e l'ultima è molto efficace. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo fare in sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Ma la città, che ora attende le risposte della magistratura, è chiamata anche a riflettere su un disagio che non arriva necessariamente da lontano, perché questa volta il branco, secondo gli accertamenti, aveva il volto di casa. I processi si fanno in tribunale, non è che si facciano sui giornali o sui social. Da lì trarremo poi delle conclusioni. Sicuramente l'assessore è molto provato. Servizio di Tiziana Bolognani, è sotto shock tutta la città per queste scene d'arancia meccanica. Sentiamo alcuni commenti. Non siamo più un'isola felice ormai da parecchio tempo.
ahimè questi episodi ci mettono proprio davanti a questa tristissima realtà. È un problema prima di tutto di educazione, un problema culturale, un problema che deve affrontare il capoluogo, piccola città di provincia, medicando gli acciacchi che cominciano a rilanciare segnali di allarme diffuso. Ne è convinto il collega Dino Bridda, premio San Martino, da decenni fine osservatore della società bellunese, scioccato, e non potrebbe essere altrimenti, dal terribile fatto di cronaca che ha squassato l'apparente tranquillità della città di Belluno. Piazza dei Martiri, le 3 di notte del 22 marzo, quando il branco, composto da 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti ed età compresa fra i 17 e i 20 anni, si trovano faccia a faccia con un cittadino egiziano di 46 anni. L'incontro fra i 6 giovani, fra il gruppo di 6 giovani e il cittadino egiziano, proprio qui davanti alla tabaccheria. Probabilmente qualcuno di loro stava acquistando delle sigarette, non ne siamo a conoscenza, ma insomma qui ci sono molte telecamere che hanno ripreso l'aggressione, che hanno ripreso il pestaggio che si è protratto per diversi metri fino ad arrivare in via Loreto, quando l'uomo è stramazzato al suolo. Il 46enne oggi sta bene, ma a 2 mesi di distanza da quella notte dolorosa il ricordo riaffiora greve e minaccioso. Sembra esclusa al momento una possibile matrice razzista dell'aggressione, ma le indagini sono ancora in corso e le valutazioni aperte. Certo non una bravata, ha detto subito il questore Roberto Della Rocca, che ha l'intenzione di incontrare le famiglie dei giovani coinvolti nella vicenda. Resto molto amareggiato perché un ragazzo che al primo momento in cui diventa cittadino a tutti gli effetti maggiorenne si è già rovinato la vita. Pensiamoci, cari amici, pensiamoci bellunesi, perché è veramente una cosa molto preoccupante, è un campanello d'allarme. Che la situazione possa tracimare da un momento all'altro è sensazione condivisa. È evidente che le 2 parole cardine di questa amministrazione, che sono legalità e sicurezza, abbiano mostrato i propri limiti. Ormai sono anni che il disagio giovanile, chiamarlo così, insomma, non mi sembra sminuire la situazione, tantomeno giustificarla, ma mi sembra semmai andare a ricercare le cause di quello che sta accadendo anche nel nostro territorio, e non penso così inaspettatamente ha mostrato effettivamente il suo vero volto, è un volto violento. Urge un patto educativo, afferma Bavasso di Insieme per Belluno, Bene Comune. La situazione sta degenerando non soltanto per gli episodi a cui abbiamo assistito oggi, ma anche per le ricadute sociali che questi episodi hanno. Io non posso esimermi dal dire che ho visto dei commenti che inneggiano all'odio, al razzismo, alla pubblica gogna, che parlano male di questi giovani, di queste famiglie su Facebook. Il mio non vuole essere buonismo, vuole essere buonsenso, io lo dico chiaramente, è a rischio la coesione sociale e le istituzioni hanno un dovere specifico: prendersene carico e trovare delle soluzioni. Entra nel vivo il processo per la morte dei giovani che erano stati travolti dalla piena del Natisone. Andiamo in diretta da Francesco Pezzella e dall'operatore Giancarlo Celanta. A te, Francesco. Sì, buongiorno direttore, qui al Tribunale di Udine è iniziata la prima vera udienza nel processo per la tragedia del Natisone, in cui sono imputati 3 vigili del fuoco e un operatore della Sores, che è la centrale che gestisce gli interventi sanitari della regione Friuli Venezia Giulia. Quel giorno, il 31 maggio 2024, pochi giorni fa, sono trascorsi i 2 anni da quella tragedia. Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Moldan trovarono la morte sul fiume Natisone. La prima telefonata di soccorso, di richiesta di aiuto da parte di Patrizia Cormos partì alle 13:29, alle 14:10 i ragazzi furono travolti e inghiottiti dal fiume. In questi 40 minuti che sono stati ripercorsi nella prima deposizione del primo test ascoltato in questo processo, si tratta di un carabiniere del nucleo investigativo, Mario Liardo, che ha ricostruito tutti i passaggi, tutto ciò che è accaduto dalle 13:29 alle 14:10, quando i ragazzi sono stati purtroppo travolti e uccisi. Un groviglio di procedure, di telefonate, di contatti, di colloqui fra vigili del fuoco, 112 operatori della Sores, passanti che davano l'allarme, e in mezzo le telefonate drammatiche che sono state fatte ascoltare in aula di Patrizia Cormos con i soccorritori. Purtroppo tutto inutile, perché i ragazzi, come detto, dopo 40 minuti di attesa e di agonia
autonomia furono travolti e uccisi. La aula A Falcone Borsellino è occupata oggi in tutti i suoi posti per quanto riguarda il pubblico che può assistere a questo processo. Ci sono i parenti delle vittime, gli amici, i parenti familiari delle vittime, ma ci sono anche i rappresentanti dei vigili del fuoco e degli infermieri per gli imputati che non sono presenti in aula. La prima deposizione è durata circa 3 ore per consentire di ricostruire i fatti di quella tragica giornata. È tutto da Udine, a voi la linea. Grazie molto a Francesco Pezzella e Giancarlo Celan per la parte tecnica. Sempre per la cronaca giudiziaria, al via la fase processuale per i 12 imputati accusati dell'inquinamento ambientale legato alla costruzione delle gallerie della Pedemontana tra l'Ovest, l'Alto Vicentino e il Bassanese. La vicenda sul presunto inquinamento ambientale e l'omessa bonifica legata a una porzione di Pedemontana veneta entra nella fase decisiva, quella processuale. Il Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura, ha avviato la fase penale ed ha fissato l'udienza preliminare per i 12 indagati coinvolti nell'indagine sui PFAS nei cantieri della superstrada Pedemontana veneta tra l'Ovest, l'Alto Vicentino e il Bassanese. Si tratta di amministratori del calibro di Matterino, Domenico e Claudio Dogliani, dirigenti, tecnici e responsabili di cantiere del consorzio SIS e della società concessionaria SPV, chiamati a rispondere a vario titolo delle accuse di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Al centro dell'inchiesta ci sono le gallerie di Malo e di Sant'Urbano, nei territori di Castelgomberto, Malo, Montecchio Maggiore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante la realizzazione delle opere sarebbe stato utilizzato un additivo per le migliaia di tonnellate di calcestruzzo contenente acido perfluorobutanoico, il PFBA, sostanza appartenente alla famiglia dei PFAS. La Procura sostiene che non sarebbero state rispettate alcune prescrizioni tecniche previste dal capitolato dell'opera e che da questa condotta sarebbe derivata una contaminazione significativa delle acque superficiali e sotterranee rilevata da ARPAF attraverso numerosi campionamenti effettuati tra il 2021 e il 2024. Ai 12 imputati è contestato anche di non aver provveduto alla bonifica e al ripristino dei luoghi nonostante la conoscenza dell'inquinamento. Sarà il giudice a decidere se le prove raccolte dalla Procura sono sufficienti per disporre il rinvio a giudizio oppure se le posizioni degli indagati dovranno essere rivalutate. Il caso Pedemontana PFAS è dunque arrivato al bivio decisivo. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo dal Corriere del Veneto la truffa delle villette. Siamo a Vago di Lavagno nel Veronese, il giorno dell'asta c'è chi prega, chi piange e chi organizza dirette. Solidarietà dal web, dateci il vostro IBAN. Dalle truffe, da queste vicende drammatiche, anche le violenze e i maltrattamenti in famiglia, qui una donna che veniva maltrattata mentre era in gravidanza e dopo mesi di soprusi ha trovato il coraggio di denunciare il compagno. Ingiurie, aggressioni fisiche, minacce di morte. Da gennaio 2025 soffriva una donna per i continui maltrattamenti del compagno, un uomo di 36 anni che vive in provincia di Padova, iniziati nel periodo delicato della gravidanza. Incurante delle sue condizioni e del benessere del nascituro, l'uomo, terrorizzato dalle difficoltà economiche legate all'arrivo del bambino, aveva continuato a maltrattarla anche durante un periodo di vacanza, quando, dopo il rifiuto della donna di uscire dall'albergo, l'uomo l'aveva sbattuta per terra tirandola per i capelli finché lei non l'aveva seguito. Dopo mesi di paura, la donna ha trovato la forza di denunciare e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Limena, da cui l'avvio delle indagini che hanno portato la procura a chiedere e ottenere dal GIP del Tribunale di Padova l'allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall'abitazione e dai luoghi di lavoro. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo la polizia che sul fronte dei ladri ha bloccato 3 soggetti sorpresi in pieno centro a Padova a rubare da un'auto in sosta, fondamentale la segnalazione di una cittadina.
Sorpresi in pieno centro a Padova dopo aver forzato l'unotto posteriore ad un'auto e aver rubato un computer al suo interno. Ad essere incastrati dalla polizia un 43enne dominicano, una 40enne padovana, entrambi senza fissa dimora, e un 41enne marocchino. I fatti risalgono alla notte del 1° giugno, quando una cittadina ha lanciato l'allarme al 113. Ad incastrare i tre, bloccati dagli agenti della questura di Padova, le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera scena in piazza De Gasperi. Il dominicano, dopo aver forzato il lunotto della macchina, ha rubato il PC, mentre gli altri due complici facevano da palo. Tempestivo l'intervento degli agenti, che hanno bloccato il trio ancora in possesso dell'area furtiva, per poi procedere alla denuncia per furto aggravato in concorso. Il 43enne è stato inoltre segnalato per violazione del divieto di ritorno nel comune di Padova e per la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, mentre la donna per ricettazione, poiché trovata con un set completo di posate in argento di probabile natura illecita. Servizio di Marta Zatta e vediamo i vandalismi. Hanno incendiato una giostra per bambini lasciando dietro di sé delle scritte sataniche, immagini riprese dalle telecamere, perfino tracce biologiche. A Spresiano sempre si tratta anche in questo caso di una baby gang di 4-5 ragazzi che è stata individuata in poche ore. Sentiamo anche il sindaco riconfermato, sindaco Marco Della Pietra. Sono già stati identificati, quindi li abbiamo già, domani li inviteremo in comune, ma per me non c'è nessun problema, cioè non è che voglia punirli o fare... Pagano e chissà che lo capiscano così, perché altrimenti non lo capiscono. E se non pagano loro, pagheranno i genitori. Insomma, qualcuno che ha un paio di euro da mettere, che non sono un paio di euro perché costano molto queste giostre qua. Non sono neanche tutti residenti di Spresiano, ma sono persone anche già note, quindi tranquilli che li abbiamo già beccati. Ai responsabili è andata male, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni movimento e hanno permesso di identificarli nel giro di poche ore. Ad agire è stata una baby gang composta da 4 o 5 ragazzi. Nel mirino dei vandali è finita la giostra del parco vicino alle poste in via Bragadin, il castello con scivolo, punto di ritrovo per decine di bambini, danneggiato da un incendio doloso e imbrattato con scritte. Come se non bastasse, durante la loro permanenza nel parco i giovani si sono persino tagliati i capelli per gioco, lasciando sul posto ulteriori elementi utili alle indagini. Mi hanno detto che si sono tagliati i capelli, mi hanno detto che li hanno visti tagliarsi i capelli, cioè questi si tagliano i capelli e il giorno dopo i bambini vengono a giocare. Un gesto che ha lasciato rabbia e amarezza tra i residenti di Spresiano. Si fa rabbia perché comunque non sono cose di proprietà, perché uno con le cose sue, se vuole anche distruggerle appena comprate, lo fa. Noi abbiamo appena sistemato i parchi, abbiamo speso 150.000 euro tra appunto sistemazione e installazione di nuovi giochi. Vederseli trattati così. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, la giostra resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Tra le scritte comparse sulla giostra vandalizzata ce n'è una quasi evocativa che non passa inosservata. Le ferite più grandi non me le sono fatte cadendo, ma abbracciando le persone sbagliate. Servizio di Nicola Marcato, e sempre a proposito di baby gang torniamo a Jesolo per vedere come è stato funestato il ponte del 2 giugno dai soliti ragazzi che si sono presi a botte in pieno centro. Vediamo. Inizia la stagione a Jesolo, tornano i Maranza a seminare il terrore. 2 risse in 3 giorni, una trentina di ragazzi, molti minorenni, hanno allarmato i residenti e i commercianti che chiedono si intervenga prima che la situazione degeneri. Ecco, è partita, ragazzi. Ragazzi, basta, abbiamo chiamato i carabinieri! Dopo la prima rissa in spiaggia nella zona di Piazza Brescia, i Maranza, che probabilmente non avevano finito di regolare i conti, si sono dati appuntamento nella zona dello stadio in via Herrera. Furioso il sindaco De Zotti, che insieme al prefetto Pellos ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, oltre alle zone rosse già in atto da tempo. 2 episodi che non hanno comportato conseguenze gravi o fatali e comunque non hanno visto l'impiego di armi, ma che danno fastidio. Sappiamo che è un fenomeno
meno diffuso, quello di Maranza, quindi anche in questo caso parliamo di ragazzi minorenni, quasi tutti di seconda generazione del territorio, che sono anche animati da un odio interrazziale, quindi una cosa un po' strana e un po' assurda, fenomeni che vogliamo bloccare fin dal principio perché non vogliamo che degenerino, un fenomeno che è molto limitato da un punto di vista fisico perché parliamo di tutta questa zona, quindi la zona della stazione degli autobus, del McDonald's e della spiaggia di Piazza Brescia, quindi molto facilmente circoscrivibile, e quindi capiremo appunto se possiamo fare una maggiore vigilanza e maggiori azioni, e da un punto di vista comunale se ci sono provvedimenti o regolamenti che possiamo modificare proprio per estirpare fin da subito questo fenomeno. Quindi il messaggio che vogliamo dare è un intervento pronto e immediato perché arrivi chiaro ai destinatari il fatto che oltre ad essere allontanati, e quindi arriveranno anche dei provvedimenti da parte del questore, dei DACUR nei confronti dei responsabili, deve essere un messaggio condiviso a tutti che chi viene a Jesolo o vuole venire a Jesolo per fare confusione o minare la libertà degli altri non è il benvenuto, e quindi vogliamo che se ne stia a casa sua. Al momento sono stati identificati 3 dei minori coinvolti nella rissa in spiaggia, residenti tra Eraclea, Jesolo e in provincia di Treviso, mentre i carabinieri stanno passando al setaccio video e telecamere della zona per rintracciare gli altri. Per Confcommercio si tratta in primis di un problema sociale che va affrontato a monte. Puoi spostare da Jesolo, qui da Aspo, puoi fare quello che vuoi, ma si spostano a San Donà, Conegliano, a Treviso, e quindi è un fenomeno che difficilmente riesci a bloccare se non si fa veramente una riflessione profonda. Poi non vorrei incolpare solo i Maranza, ma ci sono anche le baby gang italiane. Poco cambia. Un ragazzo di 14 anni che è fuori a picchiarsi con gli altri alle 4 di notte non può avere una famiglia che torna a casa e non gli interessa niente. Fare i genitori vuol dire anche rinunciare un po' della propria libertà per seguire i figli e dargli le giuste indicazioni e i giusti valori. Purtroppo, a mio avviso, stiamo perdendo questa fase. Intanto a TVO fa sapere che anche quest'anno è confermato il servizio con le guardie giurate nei terminal, dal 12 giugno al 30 agosto sia a Jesolo che a Mestre. Servizio di Ilaria Marchiori, abbiamo sentito prima Francesca Bozza sull'inchiesta dei carabinieri riguardante casi di violenza a Treviso, nel cuore di Treviso, risse in pieno centro, la ragazza molestata e l'allargamento conseguente della zona rossa che è stata prorogata fino al 19 luglio. Sentiamo. L'obiettivo è quello di alzare il livello di presidio del territorio proprio per andare incontro a quelli che sono i timori espressi dai cittadini. Così il sindaco Mario Conte al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in prefettura e che ha visto al tavolo il prefetto Angelo Sidoti, le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. Zona rossa prorogata fino al 19 luglio, poi la situazione verrà nuovamente valutata. Il perimetro della zona rossa è lo stesso varato lo scorso 7 febbraio, dunque nessun ampliamento. Ho chiesto di intensificare i controlli, noi aumenteremo anche la presenza dei nostri agenti della polizia locale con servizi appiedati, rafforzeremo anche il rapporto con i commercianti, il dialogo, cercheremo proprio di diventare un tutt'uno con la comunità con l'obiettivo di allontanare le persone che sono in città, in quel quadrante, per creare disturbo. Lo straniero che è stato arrestato ieri sera è anche in viaggio perché è stato ottenuto anche l'espulsione dal nostro paese, quindi questa è una bella notizia. Gli episodi successi nelle scorse settimane hanno tutti quanti un nome e cognome, adesso insomma noi confidiamo che la giustizia faccia il suo corso. Le forze dell'ordine, ha voluto sottolineare il primo cittadino, sono sempre intervenute immediatamente ogni qualvolta si sia verificato un fatto di rilievo, segno evidente della loro presenza costante sul territorio. Ricordo poi che la città è anche molto più grande, non è soltanto la zona rossa, stiamo presidiando tutti i quartieri, tutta la città e rimaniamo numeri alla mano tra le città più sicure d'Italia. Il percepito oggi evidentemente è diverso, quindi noi dobbiamo agire con grande determinazione, facendoci vedere, facendo vedere le divise, intensificando i controlli, chiedendo documenti,
denunciando laddove ci sono le condizioni e richiedendo anche espulsioni nei confronti di quei personaggi che non hanno alcuna intenzione di integrarsi. Conte è tornato a parlare di repressione e ha risposto a chi chiede un ampliamento della zona rossa in altre zone della città. È inutile allargare troppo le zone rosse perché dobbiamo fare i conti con il personale a disposizione delle forze dell'ordine e la polizia locale che, sottolineo, sta facendo un lavoro davvero importante. Speriamo poi che ci sia anche un proseguio, nel senso che chi sbaglia deve pagare. Io continuerò a dirlo, ho anche detto che secondo me dobbiamo chiedere a gran voce anche la modifica normativa, nel senso che è evidente che stiamo parlando di italiani di prima o seconda generazione o di stranieri, però dobbiamo responsabilizzare tutti di fronte ai reati. E quindi un motivo per responsabilizzare per esempio i genitori di minori stranieri o italiani di seconda generazione è quello di mettere in discussione anche la loro cittadinanza. Il servizio di Daniela Sizia e a Padova a causa di una violenta rissa è stato chiuso il bar del Portello. Dopo la violenta aggressione avvenuta nel fine settimana, il questore di Padova, Marco Dorisi, ha disposto la chiusura per 60 giorni del locale del quartiere Portello, dove un uomo di 53 anni era rimasto ferito ad un orecchio. Domenica sera i poliziotti delle volanti erano intervenuti per sedare una lite degenerata in violenza. Un 39enne brasiliano pluripregiudicato infatti aveva aggredito a morsi il 53enne staccandogli parzialmente il padiglione auricolare. Il 39enne, vestito in abiti femminili, aveva reagito violentemente dopo essere stato insultato dal 53enne. Alla fine è stato arrestato e sono scattati i controlli della divisione amministrativa nel locale che si trova tra via Portello e via Ognissanti. Durante gli accertamenti è emerso che il bar da tempo era diventato abituale ritrovo di pregiudicati e spacciatori e i residenti avevano più volte segnalato disturbi nelle ore notturne. Abbiamo parlato ieri di risse e di misure anti-Maranza a Focus. Sentiamo cosa ha detto Michele Toaldo, presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna. Del discorso del litorale, dove io passo buona parte della mia estate, devo dire che in questi ultimi anni la situazione Quanto tempo arriva? Sì, faccio poco. Il meno possibile. No, la situazione è peggiorata notevolmente. Allora, adesso mi ricollego al discorso della consigliera Bigon. Cioè, ragazzi, sì, è vero, d'accordo. Io, guarda, vi invito, se avete tempo, un sabato, una domenica che siano là, fate una bella passeggiata nelle ore della movida serale, notturna, ma purtroppo anche di giorno, perché i carabinieri intervengono spesso e volentieri anche durante il giorno, e vedete purtroppo di chi sono gli autori di questa instabilità che genera l'insicurezza, che genera le risse, ragazzi. Cioè, parliamoci chiaro, l'episodio deprecabile di Belluno è ascrivibile a questa gente, va condannata in tutte le maniere e seguirà un processo di un certo tipo che porterà delle condanne se ci sono e vanno condannati, ma parliamo di crimini massivi. I crimini massivi, ragazzi, non stiamo a parlare la cromaticità di chi compie quegli atti là o di chi comunque mette a repentaglio la sicurezza delle persone con lo spazio. Allora così Michele Toaldo ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità, torniamo subito con i nostri registi Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus, non facciamo altro che dare conto di episodi fino a poco fa, anche di risse, di giovani violenti, di disagio giovanile. Interpelliamo spesso anche psicologi e psichiatri, di cui ne vogliamo parlare anche questa mattina con due ospiti che sono Tiziano Graziottin, che è il direttore della scuola di giornalismo Dino Buzzati. Grazie per l'invito. Bentornato Tiziano. E Elena Bascone, scrittrice, buongiorno. Buongiorno. Autrice di un libro, Oscar Mondadori, si chiama Italian Dream. Allora, partiamo da Tiziano Graziottin, anche perché c'è in vista un convegno importante questo sabato sui femminicidi e il giornalismo, no? Esatto. In due parole, sabato
6 giugno appunto dalle 10 alle M9 avremo questo convegno organizzato proprio dalla scuola Buzzati, quindi dalla scuola di giornalismo, per parlare della violenza di genere, soprattutto per lanciare un messaggio alla collettività di giornalisti su come parlare in modo corretto di un tema così delicato. Avremo ospite Gino Cecchettin, il papà di Giulia, Giusy Fasano, che è un'inviata del Corriere della Sera, la dottoressa Moroni, che è una PM, e l'obiettivo è proprio capire se c'è stato un prima e un dopo Giulia, ovvero se questa tragedia e tutto quel che ne è seguito e anche l'azione appunto del padre Gino ha in qualche maniera determinato un cambio nell'atteggiamento da parte della collettività verso una situazione così drammatica come quella di femminicidi e più in generale della violenza di genere. Ecco, Elena Vascone si è laureata in scienze politiche all'Università di Padova, poi in politiche internazionali a Berlino. Ha scritto un libro, Italian Dream, di cui vi parlavo prima, ha lavorato anche nel Parlamento europeo. Nel libro è la storia di una ragazza, no? Non solo, no? Perché poi lei cita anche tanti altri personaggi. In pratica qual è la trama di questo libro, che ripeto è un Oscar Mondadori dei bestseller? Sì, allora nel libro ho intrecciato un po' il mio lavoro da economista con i temi della generazione diciamo Z, e la storia è quella di una ragazza di 25 anni che si trasferisce dal nord Italia a Roma per realizzare, diciamo, i suoi studi universitari, anche se lei nella vita voleva fare la pattinatrice sul ghiaccio, e durante quest'anno vive tutta una serie di situazioni formative. Lei rivede se stessa in una serie di personaggi storici di cui parla sul blog e prende dal primo personaggio storico che va dal III secolo a.C. per poi arrivare al XXI secolo. Sono personaggi che hanno formato la cultura italiana e l'anno accademico forma anche lei, e tra l'altro questa ragazza a un certo punto vive una forma di violenza che magari a volte si può pensare che non sia paragonabile alla violenza fisica, quando in realtà tante volte non solo lo è, ma magari poi scaturisce in violenza fisica, che è odio online, perché finisce vittima di bullismo. Ecco, il bullismo è davvero un'altra piaga sociale spaventosa, e purtroppo si tenta con grandi difficoltà di arginarla. Anche su questo, Tiziano Graziottin, abbiamo visto quanto sono nefasti gli effetti di un uso spropositato dei social, no? delle nuove tecnologie. Adesso poi è arrivata anche l'intelligenza artificiale, per cui davvero a volte è difficile distinguere tra realtà e il virtuale, con scuole di giornalismo che proprio sono impegnate nel difendere l'informazione che si basa sulle fonti scrupolosamente, che cerca proprio anche di individuare le fake, no? Sì, questo è un nostro impegno in particolare, perché rimanendo al tema dei social che hai posto, pensiamo alla volontà dei leoni da tastiera di appiccicare subito delle etichette, no? Ad esempio un classico, pensando alla violenza di genere, è dire ma perché non ha denunciato? Però ci sono delle situazioni per cui le donne o sono sotto ricatto economico, oppure hanno paura per i figli, oppure sono sotto dipendenza di tipo psicologico, eppure c'è questa corsa a appunto appiccicare l'etichetta, a dare subito un giudizio. Ecco, quello che tentiamo come scuola di giornalismo è di far capire a coloro che vogliono fare questa professione di distanziarsi da questo modo di, intanto, non emettere giudizi, che il direttore tu mi insegni è sempre una cosa che non va tanto bene nella nostra professione, ma soprattutto cercare di restare equilibrati e di giudicare senza parzialità, con rigore, quello che il giornalista ha davanti.
Infatti, cioè proprio i processi si fanno nelle aule, non nelle televisioni o sui giornali. Abbiamo visto dei casi veramente, io trovo sconvolgenti, di sentenze proprio date ormai così attraverso i social, in cui si sa già chi è il vero assassino di Garlasco, si sa già che la mamma della bambina morta purtroppo per maltrattamenti è stata lei e si dice è lei. Ma bisogna aspettare che vengano portate le prove per accuse e poi dare le sentenze, non anticipare i giudizi che deve dare soltanto la magistratura, no? Riguardo ecco, ai giovani, Elena Bascone, nella sua esperienza c'è questa anomalia delle tecnologie utilizzate in maniera non appropriata, che poi disturbano, alterano le menti di tanti ragazzi? Sì, sicuramente io quello che noto è che purtroppo siamo arrivati ad un punto dove l'immagine pubblica di una persona, mentre magari prima derivava dal lavoro, dalla reputazione, da come si poneva personalmente questa persona, adesso è completamente filtrata dai social, per cui basta che ci sia anche una fake news generata con l'AI sui social, o nel caso della protagonista del mio libro, lei vive proprio una violazione, nel senso che del materiale suo personale viene pubblicato quando non doveva esserlo, e questo impatta in pochissimo tempo l'immagine poi di quella persona come se rappresentasse la realtà, per cui anziché avere una rappresentazione della realtà sui social o televisiva, abbiamo la realtà dei social e delle notizie che vediamo in TV che poi modifica la vita delle persone. Lei, ho visto in altre dichiarazioni, interviste varie, che ha parlato dei giovani all'estero, no? Sono tantissimi ragazzi veneti che sono all'estero. Lei è nata a Vittorio Veneto e vediamo veramente partire e non tornare molto spesso questi ragazzi. Il governo sta studiando delle misure per cercare di riportarli in patria, ma è difficile perché una volta che sono all'estero si sentono più considerati, trovano lavoro più facilmente che nel nostro paese, sono anche retribuiti meglio. È così? Sì, poi il mio caso è anche più particolare perché io ho sempre pensato, studiando relazioni internazionali, è naturale che uno se ne vada, però diciamo io sono ritornata proprio per questo libro che tra l'altro è stato sostenuto dalla Fondazione Piol che sta a Belluno, intitolata El Sereno Piol di Olivetti, pensando che comunque avendo Mondadori dietro, avendo una fondazione dietro, di venire presa diciamo seriamente, mentre devo dire che il trattamento che spesso vive in Italia non è paragonabile, non a livello monetario ma proprio di rispetto anche delle idee della persona a quello che c'è magari in altri paesi come la Germania. È vero, noi facciamo sempre un esempio che abbiamo sentito fare qui da ragazzi che dicono all'estero ci rispondono, quando scriviamo una mail cercando un lavoro, se non altro rispondono spesso e questo basta a sentirsi più considerati, in qualche modo incentivati, no Tiziano? Un giovane giornalista oggi ha anche bisogno di un po' di fiducia, no? In un ambiente che non è certo difficile e che peraltro non sta navigando nell'oro, no? Beh, ovviamente il giornalismo sta subendo l'impatto proprio di tutto il sistema dei social e più ampiamente del sistema della disinformazione che si è abbattuto sul nostro settore. Però credo, ne abbiamo già parlato direttore una volta, che proprio questo fortifica il ruolo del vero giornalista che si muove, che va in cerca delle notizie, che ci lavora, perché questo ci consentirà sempre di più di distinguerci appunto da tutti questi comunicatori che, come dicevi prima, senza nemmeno sapere bene come sono le situazioni, appiccicano sentenze, appiccicano delle valutazioni totalmente soggettive alle persone. Ecco, io penso che il giornalista ha in realtà una grande opportunità, sia rispetto alla disinformazione che rispetto all'intelligenza artificiale. Il vero giornalista, quello che conoscevamo noi, quello che andava sul posto, che intervistava, che si dava da fare, avrà in realtà più margini perché sarà più riconosciuto dalla nostra società e ho visto anche di sondaggi, uno recente nel novembre scorso di Ipsos, che perfino ormai i millennial tendono a valutare di più l'informazione giornalistica rispetto a quella galassia di disinformazione che gira nella rete.
Ecco, Elena Vascone, perché Italian Dream? Perché questo titolo al libro? Italian Dream è il titolo dell'opera d'arte in copertina, che è La Venus Italica, che è una ragazza italiana giovane, e sopra la statua ho messo 25 date della storia italiana, proprio perché appunto la storia di questa ragazza giovane è un po' la metafora del nostro paese. E tra l'altro, riagganciandomi a una cosa che appena detto, l'obiettivo era anche di mettere tanti testi magari cartacei sul libro per giovani e che avesse un linguaggio dei social, quindi diciamo di unire il cartaceo e anche la qualità, perché è vero che tanti giovani magari sono molto interessati a notizie, a opere di qualità, però a volte non sono così accessibili per loro. Lo sta presentando, lo ha già presentato immagino il libro? È uscito a fine novembre, l'ho presentato a Roma e poi di recente ho fatto un altro evento sempre a Roma, l'Europa Experience, parlando dei cervelli in fuga con Giulia Pastorella di Azione, che ha scritto un libro a riguardo. Tiziana Graziottin, quindi ricordiamo il convegno di sabato, dove? Sabato mattina dalle 10 nell'auditorium dell'M9, è un convegno per i giornalisti, ce ne sono oltre 100 iscritti da tutto il Veneto, però in realtà è aperto al pubblico grazie anche alla capienza dell'M9, quindi pensiamo di porre un tema sulle quali ci sarà indubbiamente una buona riflessione visto la qualità dei nostri relatori. Grazie molte. Grazie Tiziano Graziottin, direttore della Scuola di Giornalismo Nino Buzzati, e Elena Vascone, autrice di un libro bestseller pubblicato a Oscar, è diventato Oscar Mondadori, Italian Dream. Grazie molte, buon lavoro. Grazie a voi. A presto. Andiamo di nuovo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Anche l'Arena di Verona titola sui dissidi di lavoro per una palazzina con un imprenditore edile che investe un progettista e fa saltare in aria un garage. Vedete scorrere queste foto del garage completamente distrutto dall'esplosione. Parlavamo prima di ragazzi, dell'informazione, non ci si informa abbastanza dei rischi che si corrono quando ci si tuffa nei fiumi, come succede spesso d'estate. Spesso sono ragazzi stranieri vittime di questi incidenti, l'ultimo un 19enne che ha annegato nel Piave a Cimadolmo. Lei non crede fino adesso perché non ha visto ancora Salma. Una famiglia distrutta dal dolore, con la mamma ancora incapace di comprendere cosa sia accaduto. A Cimadolmo continua il lutto per la morte di Kumar Mahey Verinder, il giovane di 19 anni annegato nelle acque del Piave nel pomeriggio del 1 giugno. Una mamma ha perso sua figlia, mai torna più. Questo non è parole anche dirgli cosa dici. Arrivato in Italia circa 9 mesi fa insieme alla madre e alla sorella, Mahey Verinder aveva raggiunto il padre che lavora nel nostro paese dal 2010. No, lui niente parole, non può dire niente perché ha perso suo figlio e sua vita, perso sua vita. Perso tutto lui, perso tutto. Il ragazzo era in attesa del permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di iniziare a lavorare. Aveva molti progetti per il futuro, desiderava trovare un impiego e proseguire gli studi, costruendosi una vita in Italia accanto alla sua famiglia. Tra le lacrime, la sorella ventenne, Kaur Parwinder, ci mostra le foto ricordando un ragazzo buono, responsabile e legato ai suoi cari. Un dolore condiviso anche dalla cugina Mina e dagli altri familiari che ancora non riescono a spiegarsi perché quel pomeriggio il giovane sia andato da solo lungo il Piave. Un dettaglio che continua a tormentare la famiglia insieme a un altro interrogativo: il cellulare del ragazzo non sarebbe stato ritrovato, un elemento sul quale i familiari attendono ancora risposte. Aiutateci a ritrovare il cellulare, ci dicono. Avete qualche sospetto? Sì, perché lui mai stato solo, prima volta che è andato solo, sempre con amici. Però uno che lui non ne trova ancora noi cellulare di lui. Perso cellulare, non so dove, fiume o qualcuno preso. E fino a che non trova cellulare, noi come aspetto che lui solo o andato con amici o dove è chiamato o qualcuno ha fatto dispetto, non so niente per lui, che come è morto lui. La data del funerale non è ancora stata fissata. La famiglia sta organizzando una cerimonia secondo il rito della religione Ravidassia di tradizione induista. Al termine delle esequie
cui il corpo del giovane sarà cremato. Le sue ceneri verranno poi riportate in India, nello stato del Punjab, terra d'origine della famiglia, dove saranno disperse in un fiume secondo la tradizione. Nel frattempo a Cimadolmo resta il silenzio e lo sgomento per una giovane vita spezzata troppo presto. Un 19enne arrivato in Italia con il sogno di studiare, lavorare e costruire il proprio futuro, sogno che si è tragicamente interrotto sulle rive del Piave. Servizio di Nicola Marcato. Andiamo a Mestre, dove ci sono ancora tensioni contro gli operatori sanitari del pronto soccorso dell'Angelo. Vediamo. Nessuno viene mandato via, nessuno viene come dire, non trattato, bisogna avere pazienza, avere rispetto anche di chi lavora. Insomma. Spesso la gente si aspetta invece come dire, a volte a delle pretese che vanno oltre i limiti che noi in maniera operativa possiamo dare. È l'ennesimo episodio di tensione, quello registrato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre. Operatori sanitari costretti a barricarsi negli uffici del triage e forze dell'ordine chiamate per riportare la calma. È la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, dove una lunga attesa ha fatto esplodere la furia di pazienti e familiari. Un gruppo di utenti ha protestato contro i lunghi tempi di attesa, arrivando a rivolgere minacce e insulti agli operatori. Le aggressioni verbali sono andate avanti per circa un'ora e hanno coinvolto una dottoressa e un'operatrice sociosanitaria. Nel tentativo di spiegare che le priorità erano determinate dalla presenza di casi più gravi, un medico e un OS sono stati a loro volta bersaglio delle contestazioni. L'operatrice sarebbe stata anche strattonata da un familiare. L'intervento della vigilanza non è bastato a placare gli animi. Sul posto sono quindi arrivati polizia e esercito che hanno riportato la situazione sotto controllo. L'azienda sanitaria ha condannato l'episodio avvenuto in un giorno di forte afflusso, con accessi al pronto soccorso ben superiori alla media. I nostri operatori che sono lì che fanno il loro lavoro. Io quello che dico è che da un lato ovviamente ringrazio gli operatori per quello che fanno in momenti difficili e delicati in cui vediamo anche tantissimi anziani arrivare ai nostri pronti soccorsi, quindi con problemi anche di dare risposte in tempi rapidi ai bisogni che le persone si aspettano. Noi stiamo lavorando perché questo ovviamente i tempi di attesa calino, però se durante soprattutto i fine settimana i nostri pronti soccorsi sono presi d'assalto si fa fatica a dare risposte in tempi rapidi. Ci vuole collaborazione reciproca, siamo lì a servizio dei cittadini e anche il cittadino deve avere la pazienza e capire che le situazioni non sono quelle di una disorganizzazione ma quella di una presa in carico di un grandissimo numero di pazienti. La festa del Santo continua in Basilica a Padova, la tredicina in onore di Sant'Antonio. In Basilica il pellegrinaggio della diocesi di Adria e Rovigo, accompagnata dal vescovo Pierantonio Pavanello. Anche noi dobbiamo sentire che non basta essere persone religiose, abbiamo bisogno di un di più, di qualcosa che va al di là, che eccede, cioè che va oltre. Abbiamo bisogno di fare il passaggio ad un Vangelo accolto e vissuto nella sua verità e nella sua radicalità. Lo ripeto, per essere discepoli di Gesù non basta essere persone religiose. Vediamo nei Vangeli come molto spesso le persone religiose non hanno seguito Gesù. Anzi, chi lo ha condannato, pensiamo ai farisei, erano persone religiose, ma non hanno accolto il Vangelo. Essere cristiani invece è un fatto di esperienza del Vangelo. Come dice Paolo nella seconda lettura, occorre sperimentare che Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Dopo 7 anni Venezia si è aggiudicata la 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare che si è svolta a Pisa.
Venezia ha vinto la 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare svoltasi a Pisa. Il galeone di San Marco non vinceva dal 2019 e si è imposto dopo una gara condotta in testa davanti a Genova che ha dominato le ultime 4 edizioni, ma quest'anno è stata squalificata per salto di corsia, cedendo così il secondo posto al galeone rosso di casa. A chiudere Amalfi. Il sindaco Venturini si è subito congratulato telefonicamente con l'equipaggio vincitore, invitandolo quanto prima a Cafarsetti. Le vittorie dei nostri atleti mi riempiono di orgoglio, ha dichiarato Venturini. Mi congratulo con tutti loro, con l'equipaggio femminile arrivato secondo e con quello maschile che ha vinto il palio, riportando in laguna il trofeo delle antiche repubbliche marinare. La regata è stata preceduta dallo spettacolare corteo storico delle antiche repubbliche marinare italiane, durante il quale centinaia di figuranti delle 4 città sui lungarni sono stati chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna repubblica. Servizio di Ilaria Marchiori, una notizia per tutte le fans di Brad Pitt, che è tornato sul Garda, arriva in motoscafo e sosta in paese. Il 3 giugno il famoso attore si è concesso una pausa durante le riprese di The Riders, è stato avvistato insieme ad alcuni amici nel paese lacustre, dove si è concesso un breve giro in incognito e ovviamente non è passato inosservato. Va bene, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Paolo Benvenu, Silvia Calligaro, Gianluca Colusso, Fabio Crea, Gabriele Donadel, Denis Frison, Massimo Venturato e Marco Zecchinato. È tutto per oggi, grazie a Francesca Pezzo e a Marco Gagliazzo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Buona giornata, arrivederci.